Dunque sono tutte cose che evidentemente anche dal tipo di cartoncino che le avvolge e le descrive vengono da molto lontano. Ecco qui le tessere. Le tessere sono una grande curiosità perché non ho mai trovato un esperto che mi dicesse cosa effettivamente fossero. Chi mi ha dato una spiegazione, chi un'altra, e sembra, sono molto belline, sono più belle delle monete, e sembra che siano proprio il nome tessera ne dà anche il senso, erano dei segni di riconoscimento, potevano servire come parola d'ordine, oppure al mercato potevano servire come strumenti di computo. Ogni partita buttavano una tessera nella cassettina in modo che contavano le partite. Alberto Papafava dei Carraresi, uno dei discendenti della famiglia da Carrara, la grande casata che governò Padova durante tutto il Trecento. Lo stemma carrarese era stampato con una violenza. Oggetti, documenti, manoscritti di quel periodo, ancora patrimonio della famiglia. Oltre ai Papafava sono continuate fino ad oggi altre dinastie della Padova medievale, grandi nomi del tempo come Dondi dall'Orologio ed Emo Capodilista. Memorie ancora vive conservate negli antichi palazzi nel cuore di Padova. Alle raccolte private si aggiunge il racconto di musei, biblioteche e chiese. È qui che è rimasta maggiormente segnata la storia dei principi carraresi, una delle più importanti signorie dell'Italia del Nord. Il destino ha mantenuto i loro sarcofagi, scolpiti da grandi maestri, accanto a opere d'arte, espressione dello splendore culturale e artistico del secolo carrarese. Biblioteca civica, una delle fonti storiche più importanti per lo studio della signoria padovana. Un manoscritto di Pierpaolo Vergerio, contemporaneo dei da Carrara. Un documento ricco di notizie, preziosissimo anche perché raccoglie i ritratti miniati degli 8 principi padovani in ordine cronologico. Benché molto della Padova di allora sia andato perduto, nella città di oggi si nascondono qua e là i segni di un interesse mai spento per la vicenda carrarese. Un legame tenuto vivo da iniziative culturali dedicate allo studio e alla riscoperta di quel passato. Mostre, pubblicazioni, spettacoli teatrali narrano ascesa, fasti e tramonto dei da Carrara. Pezzi d'argento e d'auro a chi da dentro aprirà! Una storia che ebbe inizio in una Padova ricca di fermenti culturali innovativi, legati alla sua università che attirava gente da tutta Europa. Sa se sarai scappato. Ma com'era la città prima della salita al potere dei da Carrara? Padua, la Padova medievale. Città guelfa dove la Chiesa aveva radici profondissime. Uno dei comuni più ricchi e potenti dell'Italia del Nord. A cavallo tra 200 e 300, alla vigilia dell'avvento della signoria, Padova viveva un momento di grande sviluppo economico e culturale, ma anche un periodo di crescente instabilità politica e militare. Agli inizi del Trecento, il modello repubblicano di vita comunale, che reggeva la città da quasi 2 secoli, mostrava segni di cedimento. Da un lato, una città ricca, all'avanguardia sul piano culturale, dove nomi come Albertino Mussato, Marsilio da Padova, Pietro d'Abano facevano sentire con assoluto anticipo su tutta Europa gli albori dell'umanesimo. Dall'altro, una città sempre più afflitta da squilibri e divisioni al suo interno.
una forte dinamica sociale, un periodo di grandi trasformazioni e sullo sfondo i colori del futuro. Anche l'azzurro e il rosa di Giotto negli affreschi padovani dei primi del Trecento facevano intravedere la faticosa preparazione di una nuova civiltà, quella del Rinascimento. Poco prima dell'instaurarsi della signoria, gli organi democratici di governo comunale, podestà e consigli del popolo, erano giunti allo stremo, non riuscendo a sedare discordie interne e minacce esterne. Una società articolata, vivace, prospera e nel contempo fortemente destabilizzata in un quadro generale di conflitti grandi e piccoli. Fuori le mura, lotte tra impero e papato, città e città. Dentro, scontri tra grandi famiglie, fazioni diverse, tra guelfi e ghibellini, quartiere e quartiere. Padova si avviava così alla crisi del suo modello istituzionale repubblicano, fondato sulle libertà comunali. A far precipitare la situazione ai primi del Trecento, l'altra grande potenza della terraferma veneta, Verona, da sempre ghibellina, lanciata in un grande disegno di espansione territoriale. Can Grande della Scala, signore della città, aveva intaccato notevolmente gli interessi di Padova. Una guerra dilaniante, lunga e sanguinosa, aveva fatto perdere ai padovani prima Vicenza e poi Montagnana, Este e Monselice. La lotta con il ghibellino Can Grande aveva favorito conflitti anche dentro le mura di Padova e dei centri del suo territorio. Scontri tra la parte guelfa che governava la città e il partito dei ghibellini che sperava nella vittoria degli Scaligeri. Fu in questo clima di tensione dentro e fuori le mura che maturò il passaggio dal regime comunale a quello signorile. Il 25 luglio 1318, dentro questo edificio, il Palazzo della Ragione di Padova, in una seduta del Consiglio cittadino viene invocata la delega a un uomo che ponga fine agli insostenibili conflitti. A parlare è Rolando da Piazzola. Cessiamo finalmente le ire. Componiamoci a regolato governo. Imitiamo la natura, che una volontà solo soggiace. Affidiamo noi stessi e la patria nostra alle cure e all'amore di uno solo. Queste le prove di una rappresentazione teatrale sulla vicenda carrarese. Fratelli a vicenda, acconci le leggi all'uopo, ci corrobori contro gli esterni assalti e meglio che principe ci torni padre. L'uomo scelto è Giacomo I da Carrara. Viene nominato difensore e capitano del popolo. È il primo passo verso la signoria. Giuro sugli statuti della città di mantenere giustizia e ragione, sia al grande come al piccolo. È per me grande orgoglio che la mia nomina non sia derivata da papi o imperatori o per diritto ereditario, ma per scelta popolare. I castelli e le forze militari della mia casata saranno disponibili per placare i dissidi dentro le nostre mura tra guelfi e ghibellini, nobili e popolani, cittadini e contadini. Persecuzioni, esili, rapine e stragi avranno fine, come avranno fine anche gli assalti dei veronesi. Ho conosciuto Can Grande della Scala in campo di battaglia e sono stato di lui prigioniero. E per il bene di Padova intendo combatterlo più con la diplomazia che con le armi. Il matrimonio del carrarese Giacomo I con la figlia del doge Gradenigo garantiva continuità ai buoni rapporti con Venezia, potenza marinara che vedeva nel rafforzamento di Padova un argine alle mire espansioniste